Credo Luca ci dobbiamo attrezzare con una chitarra e... Mi dici un tema qualunque, ti voglio far capire che cosa intendo io per la differenza. Dimmi un tema qualunque, la prima cosa che ti viene in mente. Il mare. Il mare. Una cosa è dire, no? Napoletano. O mare fa suonare, o mare che la ogni sera va a guardare. Non ho detto niente, però l'ho inventata al momento, ho parlato del mare. Se invece dico a me mi piace o mare è troppo bello, o mare vicino all'onda, ciaccarella, che ballano che costume e tutte cose fuori. Questa comunque ci hai fatto capire proprio... No, ho fatto capire che non si può assolutamente racchiudere il fenomeno in un'unica situazione. Sono tutte e due canzoni napoletane o neomelodiche, ma come fai a paragonare l'una all'altra? No, io sinceramente, sai cos'è? Ci sono dei giri classici, cioè, per esempio, tu devi scusarmi. No, al dare il giro di do. Il giro di do ha caratterizzato, ecco, l'80% della canzone italiana di sempre, no? Invece ci sono dei passaggi armonici tipici della canzone napoletana neomelodica, tipo... Poi arriva un solo che fa questo è proprio classico. Non so se nel mentre stavi suonando ti sei accorto che ti è arrivata una maglietta. Sì, mi è arrivata una maglietta che è una provocazione e qui ti devo rispondere di padrone. Questa è una maglietta di Lavezzi ed io con il numero 10. Però c'è un numero 10. Allora, però ci sono due stellette, dice Padrone, che sono quelle del Napoli, dello scudetto. Voglio dire una cosa a proposito di questo. Gianfranco dice sono di Maradona le stellette, non sono di Lavezzi. Anche il 10 è di Quando quest'uomo che io tanto amo e al quale ho dedicato una canzone... Che poi un poco ce la fai ascoltare, sì, che nessuno più di me può parlare e esprimere un parere giusto, perché io sono arrivato al punto che l'emozione che mi ha dato Lavezzi quando è arrivato a Napoli ha fatto sì che io gli dedicassi una canzone, divertente ma una canzone vera e propria. Eppure io dico che quando quest'uomo farà bene il 50% di quell'altro grande uomo che aveva il numero 10, io sarò felice di dargli il numero 10. Ma per adesso ci fai ascoltare un po'. Un grande piacere. Compreranno giocatori come De Napoli, Bagni, Giordano, Zola, Careca, Renica, Ferrara e compagnia cantante. Ma quasi si mette una sacca tu. Con i debiti della piazzina. Con il dovuto rispetto vi dedico una canzone neomelodica, napoletana, che parla di un calciatore e che fa così. Se la posso cantare in versione classico, mi è consentito? Fare un giro neomelodico classico. Venuto da... È accesa? C'è? C'è? Penso di sì, è attaccata, sì. Giaccheggiamo? Ecco qui, la senti. Ecco, se fosse neomelodica classica sarebbe più o meno così, caro Antonio. Venuto da lontano, lui è sudamericano, lui è muy napoletano, lui dove sei come un treno, poi arriva sul neomelodico andante, la fascia neomelodico, quello che in qualche modo è anche ritmico, ed è un grande calciatore, lui è un grande dribblatore, lui è non è vero che Fernando Papachino nella strada del giocatore, per me l'ere di Maradona è Lavezzi. Poi c'è il neomelodico, quello appassionato, ma che grande giocatore che è Lavezzi, e non voglio essere volgare ma Lavezzi, quando meno quel pallone nella rete che zanga, come la fa la signora Carmela, va che pazzo per Lavezzi, ma che grande giocatore che è Lavezzi, e non voglio essere volgare ma Mattizza, quando mena quel pallone nella rezza, va che pazzo, pigliami la telecamera, va che pazzo per Lavezzi. Siamo Valentina.